Amadunnuzza bella che vuole sta pace qui la festa di suo figlio. Non è vero, Don Vincenzo? Stanotte è la notte dell'ascensione e stanotte lo signore si picchiano lo padre so. Manco male caparrasso. Ma che vista fino Don Vincenzo? Ma che avere, mia Rosa, che avere? Ma non sentite che pace che viene dalla terra? Pare che le rose di maggio vanno l'odore per accompagnare Cristo verso il cielo. Per questo si dice che stanotte lo frumento grossa sulla terra. Lo frumento è lo frutto più santo, caro. E stanotte ce la offre allo Signore come se ci volesse dare lo cuore. Come parla di bello, Don Vincenzo? Ossia non è padrino, è poeta. Ma lo stesso, è piccinito. E che ti credi? Che perché sogno parrino non è capire e niente le cose. Ma tagliare la campagna, da lì, tutti i fuochi in mezzo alla campagna calda. Parlano tanti stretti in mezzo alla terra, e vuoi sapere perché? E per sapere, io, Don Vincenzo? Perché stanotte la terra vuole apparire come un altro cielo allo Signore che l'abbandona. Senti Lucietta. Sono i pecore che aveva Marina. Sì, sento Lucietta. Quando marcio nella strada, uno versa tu mi avanti. Questo è il mio comparatore. Non pure, E tu sai, c'è il mio ito mi pare, perché a chi hanno comparatore? E che saccio io, che mi intendo di canto? E io invece sono mio professore. Ah sì? E che canta canzoni? Misse canto. Ah già. Senti, ammondiamo una distrettura che sta passando e canta a fettia. Ora tu ci rispondi che un po' questo natazzo è un caruso. Ma non è vergogna. E perché è vergogna? Avanti, rispondi, forza, Davanti a Bossia. E chi? Ora davanti ai parenti non si può più manco cantare. Ma pronto. Lucia, a risponderci per carità prima con nero. No. Giovanni Schetto, chi non d'amore, chi tu catalumiso, tanto guardare. Muta, se ti sentito male, a cucanti! Sta passando Turi! Dove vai? Allora che la Marina! E poi ti prego non voglio venire! Dici di venire in capo a polizia? E se me ne domani? E cielo, ciuzza! Quando torni già sul momento! Ah, se faccio io, che rosa! E Peruzza me ne voglio presto! Che tua suona figliuzza che vanno! Tu però non devi a cantare, non si fa! Don Vincenzo mi disse. Don Vincenzo! Sì, io non volevo cantare e io mi feci cantare più forza. Gesù, Giuseppe e Maria, ma Don Vincenzo, ma queste cose insegnate picciotteddi! E che va a fare, mia Rosa, che Dio sa bene.
L'amore onesto non l'affermi mai. Anzi, quando ne dà sopra e tu senti lo sgruscio di una vasata onesta, Gia Rosa, stanotte lo Signore si ritorna in cielo e te lo pace solo e le accompagnano sciauri di rose e canti d'amore. È come se tutta la terra dicesse un rosario. Don Vincenzo, ti lasciassi stare poesie. Una picciuttetta modesta, non aveva a cantare al nudo spasimante, fino a quando non aveva ne gioito. Che si t'andica, Gna Rosa? Sparti! Lei allora si sente picciuttetta, vero? No, lo saccio, però stasera è come se ci avessi un cuore di quando era picciuttetta. E a fare uno sforzo per non mi fare nascere una canzone. Sì, signore, ma che ci avete stasera? Scansatemi, signori. No saccio, ma mia stanotte mi pare che lo Signore, anziché allontanarsi, ne sta più vicino. Ma non sentite che pace? Lucia! Ora sentite la pace. Don Vincenzo, voi fustimo! Ma perché? Che fu? E da sentito a me musicare voce! E perché? Io la voglio più sentire, spero la voi e basta. Non mi lo senti, vergognate, come una musica! Non ti dai scippare! Calmatevi, calmatevi! Ragionavo! Don Vincenzo, c'è scippare la lingua e sta scavandata! Don Vincenzo! Ah, vero! Ah, babucci di femmina, Don Vincenzo, venga a casa! E allora mi state ammazzando! Ma possiamo sapere che fa chissà? No, che fa? Che dici? Ma volete dire? Non ha detto come cantava! Il tuo! E tu che dai un permesso dai a dare? Il tuo! Il tuo! Sta svergognata, non vuole sentire un dove so! A lingua c'è scippare! Andiamo, state scegliendo la veste! E ragionate! Ma perché siete scippalati? Ma allora non dicono come cantava! Io c'è scippare la lingua e sto scavandata! Ma se può sapere che fu? Fu che sei svergognata, non vuole sentire un dove so! E c'è scippare la lingua! Io, ma che benettore! E pure su una voglio! Stavolta t'ammazzo! Oh! Ma volete finire tutto noi? E vergognate! La notte dell'ascensione! Ma ossia c'hai vinto Giuri! Usate che fa chissà! E voi volete dire che fa? E allora non ha detto come cantava! Sì, il tufu! E ancora il tufu! Che non siamo bisogno di andare, il tufu! Io non saccio niente! Niente promessi e niente da promessi! O volete spiegare che caspita fu? E tu, figlia mia, che ci promettesti? Don Vincenzo, non baci tu babbo, ah? Ma poi io pago! Io ci ho detto da risponderci perché sa giocatore o zitto! Zito, ma quale zito? Cucui! Ah, non è un zitto! Allora, Giunco ci fu! Ma se canno! Ah, e chi disse che era un zito? Ma che saggio? E tu cantava che pareva che stava morendo? E io sapeva che c'era una zita di cuore! Ma quale, Don Vincenzo, ma quando mai? E io c'era Sandra Paio, a uno senza manco un sordo, ma non nella vita a testa! Oh, che non l'avevo ascoltato! Voi siete la regina Costanza? No! Io non sogno la regina Costanza, ma a mia figlia, Dugno, a come pare piace a mia! Giusto? Ma io te volatori! E io prima ci scipa la testa! Ma perché siete scippaiati?
Mica! Fatemi capire! Io non ci stai capendo più niente! Prendi la zita di Tori Lucietta! Ah, e si torna, ma quale zita? Ma io non l'hai visto sempre insieme la domenica a Fontana Missa! E hai visto il Rose e Manaitto prima della benedizione e subito dopo del Rose passavano le mani Lucietta! Che vuole significare sta cosa? No, che vuole significare? Vuole significare che tu sfurcato ci ha fatto perdere la testa. Ma tu sei un picciotto buono! Un graparo, eh! Oh, ma tu vedi tutti i capri chiamati? I capri sono armali come all'altri! Sant'Antonio li benediceva lo stesso! E poi a dirla tutta, lo latte di capra è più legge ricchito della vacca! Voi parlate dei grapi? Io parlo di un graparo! E io, quando hai chiesto, vai a dire che soldato come attori ce n'è stato picca! E chi c'entrassi? C'entrassi! Perché chi è stato buono soldato sarà buono marito, buono bacio, buono tutto! Ah già! Voi da quando foste con cappellano militari? Mi insegnai che tu che non mi aveva insegnato il seminario, ma che non ti l'hai messa più meglio! E bravo! Ad ogni modo io Lucietta graparo un giarugno! Ma ditemi una cosa, chi è? Perché ci manca un braccio? Ma voi lo sapete il nome del tuo braccio? Ah, uè! Voi lo sapete chi è la uè? No, e allora state memoria! E appunto per il tuo braccio che ci manca, che ci avessimo attaccare a Lucietta al braccio buono! Poesie, Don Vincenzo, poesie! Turi non avevano poco di grape! E una pensione! La pensione avi, è buona sparte! E che fa che mamma mi picchia a calemosina d'un governo? Non è vero! Tu stati muta dritto! Non è vero che non ami niente! Sua pace ame 10.000 lire! 10.000 per opera! Cioè, io ti sembri, fammele vedere se 10.000 lire. Tu l'hai visto, io no! E non mi dice vedere un libretto! Un libretto della banca? È uguale a lui! Ma allora chi ti cercano, gnamara? Ma quale libretto è il libretto? Io non so leggere, io voglio vedere i piccioli, petti, dei biglietti di millilitri, un soprannaso. Perché se fossero rendimento 20 biglietti di 500 lire mi facessero schifo? Ma magari Dio. Chi fu Don Vincenzo? Chi volete? Quando volete le caparra? Ma che sai? Io pare che vuoi da finire la vacca! Chiamare, insegnatemi che un vero matrimonio contano più assai i sentimenti che i tesori! Stanotte Venus un doni, chi sordi usai? Che dici tu, babba così? Sì, ora veni! Stamattina signora Catania a picchiare a banca! Usaccio e ci credo che signor Catania, ma che porti dei cittadini, non ci credo! Guardi, un sondone, galantomo che se ne perso un stato, e se i turisti che mi porta 10.000 lire, potete fare conto che ce l'avete già sul tavolo. Ma quando mai, Don Vincenzo? Io ci ho detto sempre che questo libretto, fammelo vedere sul libretto. E ogni volta se ne vede con la storia. I veriti, gnamara, veriti, che si sui piccioli, sono tutti pettoni, succedono a Lucietta. Fatemi capire una cosa, gnamara. Ma voi per davvero state aspettando un principe azzurro? Ma che ci volete dare a vostra figlia? Usaccio io, fatti venire un secondo, ma che parrini? Come mi vuole dare? E io prima a fuoco! Puta, linguaccia così! Un zurrocco! Un zurrocco sta in pacchia! Sì! E magari che fosse che fare, è buono! Oh, buono! Ma un zurrocco è un frutto di pasta reale! Vieni a cassata, e che fa? Che a noi non mi piace meglio! E poi vedo che pare quasi antico! State muta, se non ti faccio riportare l'ascensione! Oh, zurrocco! Picciutetto sciacquato! Allora un puzza che ci vede ancora davanti! Tu vecchio esperto, Don Vincenzo! Per voi, gnamara, per voi! Ma che se ne dire?
sento dire che voi siete vedova, avete qualche annunzio su precchio, e se si facesse questo matrimonio tra voi e Zucrocco, fosse cosa bella. Mia madre stampacchia, e come sarà bello, Ma che cosa senti dire, ossia Sindemo? Voglio dire che se vuoi a due per maritasse fosse cosa gradita. Ah, io vai caputo, Don Vincenzo, vai caputo e vai rispondere che me ne posso fare una risata. Tanto meglio. Ma se voi stasera decidi che ci volete dare un cento un Zucrocco, facete peccato e di che donivoro sparte. Ma no, Don Vincenzo, ma non ammazzare qui! Io, papà, tu Zucrocco sta in bagno, non lo devi sposare e non lo sposerai, Don Vincenzo, Dai! Don Vincenzo, tu per me figlia, ci comando io sola, la sua pace muore per avete sangue. E che sposarci? Ma Lucietta, un Zucrocco non lo deve sposare e non lo sposerà. E poi, pappazza così, tu vai a maritare. Io, e allora ci penso io. Ah, e che faciste se lo sia Sindemo? Che pazzo! Mi porto un bello zocchi di legno sotto la sottana e appena un Zucrocco San Ginocchio ci rimbisco un corpo che ci passa a volontare a maritare. Coraggioso siete, Don Vincenzo. Oh, che un Zucrocco è malangino! Ma veramente è un pezzutto che non si sente più. Un diavolo quando diventa vecchio si fa frate. Poverino, ma caro diavolo quando diventa vecchio si avvicina allo fuoco. E poi stanotte mia madre, sta cosa, l'avessimo a capire meglio dell'altra notte. Perché stanotte lo signore si richiama lo pace so e il cane lascia soli. Perciò ci va a pensare noi. Cristiano! Ma chi? Ammazza! E la voce Mazzoni! Puzzundoni, ditto mi fa. Sultano per Damaggio, che mi fece! Zundoni! Ammazza! Mi scrivi, ammazza! Un Zundoni che sta a venire. Zundoni! Siamo! Scommettiamo che era scusa. E perché? Perché non ci avete 10 melanine? Ma quali chiamara? Un Zucrocco in galandomo. In galandomo, ma picciole una nave. Dai, Sultano, che mi fece! Ma che fu? Volete parlare? Che fu? Calmate, Ma io non sono andato, non posso parlare. Che carajo ci dico, dammi chi vino. Fuori qualcosa. calma, calma. Vedete legnato? Peggio! Veterano peggio. Peggio! Ho pico dentro. Peggio! Peggio! Ammazzaro. Peggio! Peggio! Mi spararono, siete morto. Peggio, peggio. Peggio! Che perché quei piccoli povero Zundoni? Me l'ha rubato! A rubare. Sì! Tutti e 10 lì! L'avevo cucchiata sotto a sotto! All'America hai fatto tutto lo ciavalli e certe volte senza mangiare! E ora non c'è più né! Usa un po' mio me lo fa! Mi ammazzate! Anzi vi dico una cosa! O mi ammazzate voi o mi ammazzo io! Va a rubare, mischinetto. Scusa, Questi cazzate mi chiamano! Ma va a rubare. Ma non ne sono più selagi? Non ne sono questi banditi che vanno a rubare strade? Come non ci sono? Chi ti sono come l'erba maligna che non muore mai?
Quindi sono briganti che si avvicinano, che pare che devono lavare per un conto, e manco tu aspetti di scippare un portafoglio. E così è città. Ma quale città, quale borsaiolo, cafu. Ah, un! Ca, crocevia, passio sapone. Vicino a Quercia Rossa. Sì, dopo. Ma che vicino? Sì, quarturessa. Là. Ca, dammi parole. Ma non può chiedere. Che vorresti? È una scusa. Scuse, no verito? Mi scippano magari il bottone rogge, come la farò io? Il bottone rogge. Lucetta, figlia mia, per favore non cominciare a pagare il musino a fontana. Ma che fai riportare tu? Parlate! Ca, ora cominciamo un'altra volta. Erano 10 anni che non ti sentiva più niente. Ma cosa lascio, briganti? Uno, una banna. Momento, quant'è che erano questa banna? Don Vincenzo, i vitto buono, una banna era. Ma quanto era? Quattro. Quattro brigante da me parrocchia. Non può essere. Da uno forse, ma quattro. Sudore, prendi che la paura mi fece svedere. No, i vitto buono, Don Vincenzo, i vitto buono. Ma era scuro. No, ma non vedete che lo stile una caccetta. Sogno fu. Mia mamma, ad agire alla barca, a domandare se io, Antonio Mureggia, ebbe oggi ritirato 10.000 lire per davvero. Ma che le ritirassimo può essere, ma che me la rubare no? E è tutto per voi, fu. Per mia. Sì, per voi. Perché c'è questo buona, scusa. A Lucietta non c'è rugno. Sono un caruso che c'aveva i piccioli. E io la voglio da pigliare per dimostrare tutte parte. Ora davanti a tutti sotto l'occhio. Comunque a me non mi può farci. Da uno, forse, ancora, ma quattro. Ma quando erano? Sentete? Che veriste? Quattro briganti c'è detto Don Vincenzo, quattro. Oh. L'avevo presente la croce, o crocevia. Oh, non c'è un basamento che c'è scalone. Oh, dopo a minuto vi sta ci scapolare. Sì, scapolare. Sì. E l'uomo? Non veriste un uomo? No, viste solo i mantelli, ma io che pensavo che era gente stata da casa e riposata e ci dette la buonasera. Quando è uno, vitta uno che mi contava il capo, ha scoperto e mi disse, ma Nina, faccia a te, e mi scanedini a cavare a fare, Don Vincenzo. E chi ti chiama mantelli? Niente, che tu davo capo banna ci diceva, guarda, finite su bene qualche uno. Sta passando? Dori! Figliuzza mia, Dori! Calmatevi! Per stasera non ci decide niente. Domani San Francesco ci pensa. Ah, quale San Francesco e San Francesco? Le sante vanno girando per lo mondo. Che fu? Siete tutti affannati! Che fu che mi lasci? Mi dai perchisso tu? Perchisso? Che chisso? Io che volevo dire? E perché sono perchisso? Cioè, disse, povero Turi, abita Erika Rovino, ha stato tutta la giornata fuori, chissà come sarai stanco. Ora lo chiamo, e chiamo, è tanto naturale. Ma a me non mi pare. Comunque, ci sta a banda di curare i 10.000 lire. Ci fai questi figli? Ma cui? Io non ho visto niente. Puta! E che aspettate? Mi chiedi 10.000 lire, mettete sotto occhi e contateci là uno a uno. A così dire, i pisa Italia e non chiamate. Domani?
Domani i piccioli stagliano domani e che ora che stanno tagliando i piccioli. Oh, e poi non ascoltassimo stanotte che notte è la notte dell'ascensione. Stasera non si sa parlare dei piccioli. Bravo, domani. Vuoi sentire dire, gnamara? Chiacchiere e tabacchiere di ligno, un mondo e la mombigna. Uomo! Vicino Milano. Ma io me la sto giocando! Chi riderà, figliuzzo mio? E onde sono se peggio? Canta la sacchetta e stanotte non ci faccio venire al nudo. E parla la fontana. Com'è che ce la rubare? Come ce la rubare? Stanotte qua, a croce. Tutte decimali. Tutti, figlio mio, tutti. Sogno morto, mi ammazzare. Sì, ma non esageriamo. Sì, fa rubare, è vero. Ma mi potevano ammazzare per davvero e non mi ammazzare. E che va a fare picca? Chiamata! Io sapevo che mi faceva entrare i piccioli alla banca. Non sapeva perché. Rita, così per violarmi. Che vuol dire, che vuol dire? Che voglio dire io? Pace e pace. Non cominciamo. Domani San Francesco ci pensi. No, tu sa fare mescere usato. Che vuol dire, che vuol dire? Che posso dire io? Sul sapevo, a lunga. Ah, senti, a storia di 10.000 lire finito, grazie a Dio. Tutti scusi, Filero, ma tu a Lucietta non ci a pensare più. Ma se non mi per numero! Ah, mischino non mi abbiamo ammazzato. Cari mia, non arrivavo più scerri, ma ti vieni su vado a scerriare. E mettiti un po' una testa che tu a Lucietta ma non la tieni più, perché se no... Ma se no, amore! Ci pensa. Ci pensa, ecco! A domani in giro! Che tu non avevi un braccio, ma la voce è ancora buona, eh? Pace e pace, Enrico! Stanotte pace ci va a essere! Dicillo tu stesso se hai coraggio, capisti? Ecco! A dormire con sta macchia! Pace e pace! Caso! C'è cosa! Ma possibile a mangiare il brigante, tu fusti i pasti per me levare i soldi, tu fusti. A cui è... Tu fusti senza rende. Tu non c'hai rispondere, pace ci va a essere! Non c'hai un rende ma c'hai la lingua per parlare i giudici. Sul Rocco, voi state venuti, stanotte ci va a essere pace, domani San Francesco ci pensa! Dicono che voi l'avete fatto assassinare come un brigante, si inviscono come un brigante. Mia mara, ma che un'intervista ucca, ma può essere che come parlate fate il danno? E chi è che lo dice? Si tiene. Chi è che mi fa tanto onore? Io! Voi foste voi! Mi faccio vedere 10.000 lire! Chiacchiere di film, sono come lo vendo. E allora che volete i fatti? Le parole sono femmine, i fatti sono maschi. E allora se volete i fatti? E chi sono le tutte le ponte? Buona per Pascale. Tu non c'ave niente, o sa sto potente. Voi facete un parrino, non per Pascale. E allora io con l'aiuto di Dio volevo. Fai un detto facete un parrino. Dai, altro sul Rocco! Dai, sul che parrino, non ci sta! Giuro che sono presuccate, la mia botta è per voi. Come ho detto, mangi! Tanto sacci che la sera ci fa un burghetto a due morte di fame. Tu non già rispondere! Usaccio che la sera in buone che io mi picchia a cuvoglio. Ah, come tu sì! Ma Lucetta no!
E tu sai che da pigliare, e magari andiamo! E allora perché sei chiesto? Sono Rocco, il pesce male! Sono Rocco, guardate, rispondetemi, sono Rocco! Ma perché non mi avete scudo, sono Rocco? Ma perché mi hanno fatto così, non me ne sa scudo, sono Rocco? Che mi dici, sono Rocco, rispondetemi, sono Rocco! Sono Rocco, che fa la cosa? Che forza che c'è avuto Don Vincenzo! Ma quale forza c'è la mano che la maestra potendo muovere più? Ma andando a me, ma sciuppiasto! Avrà aiutato qualche santo. Un diavolo viste, era ride di voi. E fu qualche santo che aveva posto scippare un potente. E si sentiva la mano di questo povero barrino. Allora, mi trova che non la posso muovere più. E voi? Ma che c'è che avete tante batte? Ma non Vincenzo, ma come finire sta storia? Capace, come va a finire, capace? Sì, e mi dici me la lira e mi ammazzano Don Vincenzo! E decimi la lira non esce. Vai! E come? Faccio preghiere io faccio male. Periti, stanotte lo signori, se ne chiamano lo bacio so e ne abbandona. E un demonio se ne approfitta. Ma c'è un santo potente. San Pietro! Sì, San Francesco è potente, San Pietro è potente. Ma a pensare ai chiavi. San Tommaso è potente. San Tommaso è potente, ma va a studiare troppo. San Calogero. E niente San Calogero, uno più potente. Ma si può sapere questa potenza risale? Io lo saccio ma non lo posso dire, perché se ve lo dico perde la potenza. E appena lo signore torna e per domanda, Don Vincenzo, come sei? Tutto a posto signoruzzo, tutto a posto. E alla parrocchia, tutto regolare, tutto all'ordine signore, tutto all'ordine. Assomigliate alla madre di San Pietro. Davvero? Secondo si racconta che la madre di San Pietro non fece mai le limosine. Si avvicinava al muretto, mi girava manco un pezzo di pane. Io che gli andai su una tutto così? Non mi chiedo, io sì che è buono. Buono, babbo è tutto il Samuca, si fa spugliare vivo. Oh signora, ma non vero. Ancora? Alla madre di San Pietro. Ma tutto che so qui dallo campo di Lupararia. Potere sa, ma la carne si sta bruciando. Don Vincenzo! Ancora a casa che? Aspetta Don Vincenzo che c'è parla. Non c'è da dire niente, c'è da scippare sul nuovo poco di denaro, ma grazie a Dio una nave già usciugato. Mi annunzia, io soldi non ne voglio, io fame. E chi sto che è in albergo, un riposo di tutti, il ristorante, dove si mangia senza fare. Ma non ne volete cavare a sto regno annunzia, i porti sono tutti chiusi. E sulla nostra è aperta. Don Vincenzo! Cai Don Vincenzo! San Domenico, ce l'hai di riuto però.
Dio sia lodato. Sempre sia lodato. Dio sia lodato. Sempre sia lodato. Stai parlando un po' di Così ho risalito. A fulmine e tempestate salve nos Domine. Amen. Parlare un po' di Nunziata chi c'hai. Ah, casi, tornaste! Apri vuote che dice Dio sia lodato. Sempre sia lodato. E chi era ma che detta? Una giornata sana, un editista, state, vero? Ora tu dico. Signore mio, una giornata sana, sì, per l'esempio, quello me della parrocchia, sì, per l'esempio, un sacerdote, un servo di Dio, un editista, ma dire un editista. Ora tu rico, Nunzia, ora tu rico. Ma la casuzzatore non la sai, vero? Solo la sera, la notte, sulla notte la giovane per venire da curcare. E io, puretta di mia, a travagliare tutto il giorno, a travagliare. Un editista, si può sapere un editista? Ora tu rico. Ora tu dici, voi non diccecate, che mi dici, non si tiene così. Almeno avesse avuto la gentilezza di mandare a dire qualcosa. Adesso mandate almeno a peggio usare stano. No, perché io non sogno niente, un editista, ma come può dire, ti vergogni, certo, io sono una pazza, io che ti parlo sono una pazza, vero? Bravo, io me ne vai per sempre, me ne vai di sta casa, vero, brava, così mi fate, io ti parlo e tu mi scrivi, vero? Ti scrivi, sta? Zia, ma è malata, ma che? Perché fu una barra, una discordia, ma non dici niente? Che ti immagino che avevo tempo di parlare. Zia è malata, ma che? Perché fu? Credo che fu un colpo di sangue. Ma come un colpo di sangue? Io ci disse una volta, zia, troppa salute, mai in sarà. Si vede come sangue si dice troppo pesante. Ma che fu? Come sta ora? Ma Ida dice che si è ripicchiato un po', dice che sta buono, ma a me mi pare che non ci sta tanto più che a destra. Ora tu ci vai, perché io vengo a Catania a chiamare un dottore, ma non lo so se c'è io. Io lo sapevo, che stasera va a ricevere una mala notizia, appena vista qui. Con l'occhiale mio, viste la iettatura sopra la mia casa, la iettatura. Non sei un muretto di Dio. Sì, un muretto di Dio, vista che lui portava la iettatura sopra la nostra casa, capiste che portava la iettatura? E ora la mannata, intanto mangia di sta bestecca e io mi va a picchiusciarlo, ma la mannata non faccia l'occhimella, lo capisci? Ora, forza, Ora. Mi sentiste? A pace la mia casa me lo lasci. E poi dico, ma che mi passaste la voce? A casa di Don Vincenzo, mangia la mangia. E non solo che tra la mia parrocchia, ma che le fuori vedono. E com'è che mi va a fare, eh? Ma Don Vincenzo, se fosse venuto qualcosa al mio signoricciano in mezzo. Se con tutto questo che mi avesse restituire raddoppiato lo signore, potesse campare del rendita per l'eternità. Ah, meno male che almeno una volta ti indiso parlare di cristiano. Di cristiano? Chi sto parlando di turco, Di cristiano. Cioè, a dire di mascolo. Oddio, forza, per stasera non c'è niente. Don Vincenzo, ma ne hai mangiato manco un pezzo. E io è una giornata sana che non c'hai a vento. Non ne volete cavare a st'ora. Senti, lo saccio. Io non c'ho che pezzotto di carne e una fame che non ci stai venendo più. A mangiare magari io. Oddio, questa sera non è cosa. E siamo dato sempre lo signore. Sempre siamo dato. Ma tu così a fare, perché tu stai a mettere
roba nostra, finì una, ne avevo più niente. Ma quando che magari non oggi c'è, ma tu mandare la carità. Ma chi sta mangiando questa tu? Perché non ci fare io? Perché ieri a credenza non me ne dura di più e io sordi non ne ho. Va bene, va, buona mattina prima che si fa tardi. Ma tu intanto mangia, ma poi che fa? Non mi compagni? A Suruzza c'hai i gambe rotti. Che fate scanda e chi dice su? Io mi Spagna e dire c'è sola, che mi picchiaste per picciotta, per babba. Speriamo cattivo, la trovo me che a zia. Speriamo a Dio che la trovo me che a zia. Ci sei detto tante volte, zia, sagnatevi, facete venire a Don Ciccio a bere, stai segnetti. Perché a sera si sagnava, stava di prima, perché poi la mia casa quando andava a zia, quando andava a zia, la risponde, quando andava. E che cosa? Quando andava. Quando andava che non mi mangio la bistecca di una macchista, che non mi scordare. Ma che faccio? Comunista davvero, quando andava zia. E che sa, giurumila. Avevo che ti scherzare, e come ti speccia, no, Saccio? Quando me ne vai prima che si fa tardi, Bravo, dimmi. Oh, senti una cosa. Non ti fare venire in testa che magari che trovare zia meglio te ne torni stanotte, Ma te pare che sogno pazza? Appunto. E senti un'altra cosa, ma tanticchia le caccio, non c'è. Ma che fai? Non ti bastava casa? Vabbè, di essere ragionai. No, non è perché so che mi scanto che non digerisco. E poi un cane. Senti, insomma, ce n'è sì o no? Ma tanti che ce n'è che essere senza credenza. Buono, tu va piglio io, ora tu va prima che si fa tardi, forza. Vabbè, io me ne sento una cosa, appena finisci di mangiare, chiudete buono e va con pazienza, non ti preoccupare, mi faccio all'occhio mia, faccio stare, a domani, ciao. E chi sto mi chiama da indicare caccia? Per mesi che l'aveva salvato per il museo. Don Vincenzo! Don Vincenzo, da sempre! Veniste a escere a mesone! Si allontanato! E allora già siete, forza! Ammazzare, Don Vincenzo, L'altra volta! Ritornare a lavare non si decima la lira! e allora che fa quando così mi credi più? Mi credo, ma avevo 24 ore che ti dicendo mi ammazzarono! Io sogno penso morto per davvero e non parlo! Ci fecero cosa così? Niente, figlio mio! Ma una giornata che vai fuoriando, cammino, canno scala, scendo scala, vai a destra, vai a mano, prego! E tutto questo senza mangiare! E come non mangiato? Non mangiato così! E lasagne, baccalà, la certo! Ma lasciamo stare! Questa sera signoruzzo vuol dire che sarà così! E domani? Chi si prepara per domani? Ma perché? Mesoro, domani quando mi incontro per strada, meglio che mi ammuccio e non che mi ammazzo. Che farà per non arrivare lontano? Perché dici così? Ma se sono lontano tutta tranquilla! Ma tu non la vedi quando sei lontana, tu la vedi quando si avvicina domani. Ah, mandai una zia stanotte alla masseria dicendoci che era malata. E non è vero! Ma quello è vero, chi te sta meglio le mie di te? Perché voi si avvicina? Perché che stanotte voglio essere solo che a parlare con Zurrocco. Oh, Zorrocco! E che viene qua? Che ci spera così? Ci voglio fare ributtare lo cuore. Ci voglio parlare davanti a San Francesco. Ma quale cuore è cuore? Che tu non navi cuore?
Il mio postro cuore è picchione. Questo non si può mai dire. Nessuno lo sa più sul cuore del gente. O se è solo coperto di una crosta niura. Per esempio San Francesco picchiava un lupo e ne fece un cristiano. E se allora così, credere di recuperare i medesimi la lira, così potremo stare freschi. Don Vincenzo, dai, sì, a lasciare fare a nuaci. Che volesse fare tu, sentiamo? Nuaci! Usaccio che volere. E non la dire, bastonate dentro. Innanzitutto non bastonate la mia parola. Su cose che non si fanno e non sanno a fare. Ma così, ma non si parlare. Non te la lasciare parlare perché usaccio ne vuoi chiedere. Ti rissi bastonati dentro. Erano 10 anni che non aveva succeduto niente e niente a succedere, perché avreste buono tu. E poi, chi sapeva che fu davvero sul rocco sto brigando? Ma io non voglio dare bastonati. Vai che do maresciallo, io ci faccio guerra. Da me parrocchio un maresciallo sogno io. Bravo! Chi c'ha un maresciallo? La legge, una cosa santa. Ma prima ci vogliono le prove. E a voi che provavete che fu sul rocco? I provi. E che se che so? I provi. Sondoni, tutta coscienza. Voi potessimo dire che ora conosceste. Coscienza non posso dire. Ma la voce, almeno la voce, Manco non posso dire. come non ce n'è. Ragione così. Quando a me Don Vincenzo mi ammazza, ma la mia vita me la ammazza. Sì, io so che vengo molto per avere una barra, Sondoni. Ma sono mancati e basta, Don Vincenzo. Così è chiaro. Io c'ho il San Francesco. C'è basta e ciao. Prima ho voluto sapere per filo e per segno come erano le cose. E voglio sapere se per davvero ritornaste queste 10.000 lire a banca. Ah, perché se forse ho visto che si andiamo a Catania? Perché su? E allora manco così mi credeva a me. Andiamo ammazzando Don Vincenzo. Io mi chiedo, ma è cose, sarà a sapere poi. Che ora che saccio? Stanotte va a Catania! Ma Un surrocco! a Catania, e a fare? Vuole dare querela a un soldoni! A me! Ma tu cosa? Un disi che parlava come mace! E che dicevo? Diceva che a un soldoni ci aveva a fare sbattere mosso in terra! E che figli meschinedini, e che figli meschinini! Perché dicesti un baciato tutti, che tu aveva rubato! E che c'era pure Don Vincenzo, e che Don Vincenzo è padrino, e non può dire che non mi sentivo! Vero che non potete dire Don E che Vincenzo? volete che faccio un giuramento falso? E che fa? Allora lei fa, ma colpo sopra la paglia. Ma tanto a me, me lo vanno 10.000 lì, gli esperti a dire pure un galè, a me mi ammazzano Don Vincenzo. Lascia stare che San Francesco ci pensa. Poi San Francesco. Non ci penso io qua. Tu, per levare tentazioni, stanotte ti picca a tuo padre, che ti vuol pure che ti mazzi la masserina. Dacci a tesoro e ci dici che ci mannaio io per accompagnarla domani mattina. Perché se voi passate allontanate a quel paese, domani mattina finite in galera. Oppure stanotte chissà come finisce. E io non c'è la mia forza per stare a dire. Che stanotte lasciatemi su. Un zorro. San Francesco, che se vuoi, manco San Francesco ci vuoi, sai una reliquia. E un là? Laio, se ne escono i soldi non lo saccio, ma vi posso garantire che querela non ve la dà, questo ve lo prometto, Sondoni. O divini ora, o divini, la prima di dire a Catania passa di qua, mi Don Vincenzo! Bravo, o ti vieni, perché se passa di qua chissà come finisce e io non posso stare mancati, forza. Dolore di testa vuole minestra, Don Vincenzo. Lo saccio. Avanti, tu la tieni prima che vedi, forza.
Ehi! Non si fa la cultura davanti a mia! E come facevo? Ma io ci volevo dire che non avevo fatto un malancino. Pensavo stare io lo sapevo, ma ora da una tumbolata, oggi di forza! Prendi vai, buonasera a Mossia! Ma da vivo non voglio con la mascherina! Sentimi buono, tu, se tu stanotte non devo curcare la mascherina con ta pace, come una mattina, guarda tu per lo spicchietto in galera! Ah, come volete voi, Don Vincenzo? Ah, come volete voi? Va bene, però mi serve ora. Cambia! Ora, ossia, me la fare virre sto miracolo, ma da fare sto gran miracolo, queste sono cose rosse, cose degne di ossia, perché questo che viene, un surrocco stampaglia, ossia non lo conosci, ma questo c'ha vengore, che un euro ricchito di un lupo del gonfio, e mi serve l'aiuto vostro. Questo è il miracolo che solo voi potete fare, ma da fare vedere questo miracolo! San Francesco, Simondese, senza parola! Io sono Don Vincenzo! Ah, Zurro! Finisco, accomodatevi, bravo, bravo! Buonasera, buon signorino. Buonasera, Zurro! C'hai sta mano che non stai potendo muovere più! Certo, che dopo che possiede sera posso fare un malancino. Ragioni ci avete sul ronco. Io sono un barrino e vado a fare un barrino. Ma come lei si butta da forza? Io ancora manco un metrino che poi io. Ah, non può passare. No, San Francesco fu. San Francesco. Io sono di Rodrigo, è un grande santo. E Iddu fu che avesse Paolo con dentro le mani. Iddu, e si servivo della mano di questo povero barrino. Ma ora mi sta doendo qualcosa di impressionante. Comunque possiamo fosse qua a quest'ora così tardi, che vuole? Va a parlare il sul Rocco, va a dire due cose. Io vi chiedo scusa che prima non voto. È stata a Catania tutta la giornata. Se possiamo a parlare da quest'ora di ieri sera, non c'è più niente di che parlare. E che bene a dire? Come che bene a dire? Non sai che si crede che io voglio fare a che vendetta, che voglio fare a che scerra? Non si preoccupi, non è possibile. Bravo! Bravo! Bravo Zurrocco! A così si parla vendetta mai! Dio non vuole! La malacrianza è di la fa e resta con la fa. Giusto? Sante parole! Benedetto San Francesco! Ah, non è bellissimo! No, Don Vincenzo, c'è una legge, no? Ci sono i giudici, le carabinieri. Ma che avete a fare Zurrocco? Ma che bisogno c'è di sto paese sul suo nostro? Ma come che bisogno c'è ne? Allora uno viene, mi dice in faccia tutte le sogno, la giornata e spatti ci va a mettere le mani. Ma chi vede ricordato, Zurrocco? Un sondore resta così, tanto per dire, senza manco pensarci. E invece tu ci va a pensare. Ma un Zurrocco carissimo, un sondore, ci avevano rubato allora 10.000 lire. E a 10.000 lire non sono un grano, un Zurrocco. E perché stavate le caffè? Ma io manco ci pensai più. Mi dispiace, invece io ci penso. Può fare scrivere in terra, come non offeso scrivere in roccia. Lo sapete bene o proprio Don Vincenzo, perciò... Perciò? Perciò. Potete dare no, la vostra non può.
bastonata manco, ma querela sì, e possiamo fare testimoni. Sul Rocco, ricordate per voi, di Naliti, ne nascono 100. Sì, e bucciava più sale quando si esce. Sì, vabbè, a voi ne parlavo. Io stasera non mi hai chiamato il capo per parlare di parlare di queste cose. Appunto, ossia lo comando di dare. E tu cosa mi va a parlare sul Rocco? E voi mi avete capito, avete sempre interlocuto. Ma non chi tu che mi dici io, povero Parrino, ma chi tu che mi dice San Francesco. San Francesco? E sentiamo che vuole dire San Francesco. So che voglio dire io, cioè tu, ti so che vai a dire, non sape niente, perché tutto che vai a dire è una cosa troppo brutta, è una cosa troppo ladia, e tu serve solamente per rimontare il cuore. E faremo se me la remonta sto cuore. Sul Rocco ne ha parlato così di San Francesco, perché quando tu camminava per il mondo, aveva sì una tonaca, aveva magari un sacchetto per campare la lemosina, aveva un rosario, sì, ma c'aveva magari un gran zocco di bastoni, e quando perdeva la pazienza cominciava a spartire i bastonati. E al fianco non so come non l'ha perduta la pazienza. Genzo, bastonate, non mi dura manco Dio. E voi che pensate? Bastonate per davvero più bastoni? No, i santi ne bastoni non è così, sul Rocco, ma vi mandano tante guai che vi potete sbattere la testa mura mura. E io ci sono abituato, Don Vincenzo, tanto sono così fortunato che se dove metto a fare coppoletti ne escono gente senza testa. Ma la fortuna cambia sul Rocco e dona ora giorni sereni e ora giorni foschi. Ma c'è una cosa che non ingancia mai, la pace del cuore e il portare la fronte scoperta. Don Vincenzo, io l'ho portato sempre scoperta. Gli ha benedetto Dio, giusto ora ve la volete appucciare, ve la volete coprire. Io? E perché me la veste a bucciare? Quando sei? Perché la cosa più o meno che vi può succedere se voi voleste pigliare una picciottetta di qualche 35 anni più nera di voi, è quanto meno che vi spuntano una cosa nella testa come in Cristo, sì, come in Cristo. Don Vincenzo, lei mi fa ridere, queste sono cose che me le sprugliare. Padronissimo, però io vi dico che vostra Lucetta non sa può maritare. E perché, sente? Vostra usato perché? Io niente saggio. Ah, non lo sapete? No. E allora ve lo dico io, ma piano, modo che San Francesco non senti, perché ossia si crede che a questo mondo sono tutti onesti e tutti sinceri, e che era un lupo di dubbio la bestia più feroce che c'era, senza sapere che su cassuta le vere bestie. Ossia, se la va a insegnare come è fatto un munno. San Vincenzo possibile che non c'è vuota sangue. Comunque, io voglio sapere una cosa, stasera, che a notte da passo che mi sta facendo la predica? Avete ragione. Oh, Io vi voglio dire una cosa. e sentite, perché non posso maritare ma con voi? A volete voi sì, ma a Lucetta no. E perché volesse sapere? Perché voi state con la magia di Lucetta, cagnamata. E Lucetta lo sa. E chi era tutto, Don Vincenzo, come sta facendo? Lei per davvero allora mi fa ridere. E che la legge non vuole, io che sogno mai di ragnamare, no, e allora c'è impedimento. E a vostri arendo fa! Ora ci ho visto a fare pigliare la parola senza la lingua! Ci ho visto a fare cascare la lunga sto caldissimo maestaccio! Don Vincenzo, la sua dopo te? Basta stare che non c'è volta tu usci! Con tutto che non mangiato nella giornata! Tu postulato che aspettaci un zundone per lavare 15 malari! Você in casa so, e che padrino, sanno Ma quale casa mia è casa mia! Quale barrino è barrino! Tu pusti, tu! E a chiamare venisse con Zundone a venire a Catania! Tu pusti, come l'altra volta! E che fa tu scordasti come a 10 anni fa?
sotto la croce, lo stesso crocevia, quando sbocchiasse a Salvatore Mercante. Ah, che fare, non lo ricordi? Ma se ne hai parlato mai, ora è un momento che io parlo. E lo voglio fare la domenica, qui sopra un pulpito, davanti a tutti, la domenica a messa parlo. Ma che ora non c'è più il segreto della confessione? Avete ragione. Ma domani scusa. E comunque, su fu io e non fu io, non fu ricco e non valetti. Ma una cosa vi dico certo, che prove contro di mia non c'è nessuno e non ce ne possono essere. Perciò un zundone ne va a parare da maniera, da bestemmia davanti a tutti, e perciò la pare, e possiamo fare testimoni davanti ai giudici porco. E poi tu che dici che non mi picchia la Lucietta, e domani io faccio più pubblicazioni, sparo. Possiamo capire un po' Vincenzo, vero? Vai capo. E allora ci facciamo una possibile. Buonanotte. Ora, così, ma per sentire io che mi sta a fare? Ma non sta a stare muto. Io tutte cose, e che fare, ne saggio queste cose. San Francesco, ma certo, ossia se ne sta pensando cose, e abbiamo la semmenza di spirito, e pretendi che nella parrocchia va tutto quello verso sopra. Tutto, tutto. Saccio che tu grandissimo bastaggio si sposerà con Lucietta. E la figlia che fare? S'ammazzare, io saggio! E che fanno lo saggio? E saggio magari che tu finirà in galera, perché certo quello non si può stare caruso. Che fanno i saggio queste cose? Certo che è saggio. E saggio magari che tu galantuomo non zundoni avesse a chiedere davanti a querela davanti a un giudice dopo che ci hanno rubato 10.000 lire. E sparti io, Don Vincenzo, ci avessi a fare i testimoni. Io che saccio tutte cose e non posso parlare. E San Francesco, rispondetemi, non siete avvicinenti. Ma allora per davvero è ripulire allo mascio della masce. Era un pezzuto carovere, ma sempre in salute. Ossia mi ha perdonato, ma io mi hai fatto convincere che ciò che ci vuole con certa gente a sto mondo è per un colpilino. Ma forse è meglio che non mi italiano per tutto questo modo, Pedro! Sei tu! Io sogno! Ma dimmi una cosa! Tu, quando sono di campana mattina, sta dormendo, vero? E perché? Ma che saggio? Fai una suonata qui su podda! Ma da sempre! Suona, figlio, suona! Ma Don Vincenzo, ma lei si crede che io sono a legge perché non c'hai i forzi? No, no, perché sta dormendo? La signora? E allora perché? Ma vabbè, c'è un po' vecchio, Don Vincenzo! Un scambio che si può rompere! Ce ne vuole una nuova! Possiamo fare a tutte le pare per le campane non fa niente! Va, a cominciare magari tu come a me solo! Ma non c'è la mia nunzia! No! Senti io, passeria la zia! E qua! Stanotte! Dio per le scanse e quindi liberi! E che sei detto? Che cosa significa? Che è successo cosa? Ma come possiamo niente, sa? Perché? Che è successo? Ma come che è successo? Ma c'ha un zurro!
Un surroppo sta parte. Ido, finalmente, un suono che ci scozzolava in la bocca. Ma l'ha ammazzato. Ma chiaro, buono fice, non brigando di questo che va a camminare la nostra casciata. Ma mossi. Un suono vicino alla croce, che non barrava più. Aveva avuto legnate mascoli. Ma unite questa senza fontana! Unite questa battuta insaponata! Surro! Ma che mi succede? Surro! State molto. Ma chi ha stiamo i sancini? E cominci a darsi che le patinda non muore mai! Senta, ma te che fai? O dimmi tu, forse? Domanda, e perché? Sì, tu o dimmi, lasciami solo qui. E te la cura, caro lupo, non poteva andare a niente. Oh, ma te ne vai, sì o no? Ti ha fatto la volontà di Dio, ti aspetto là fuori. Surro! Ma che fu? Come mi sentì? Voi non vorreste scudare il surrocco? Mi do l'assai! È vero, possiamo morirsi che San Francesco, c'è un pezzo di bastone. No, ma è tu San Francesco! San Francesco è un santo più davvero! Chi tu perdona sempre, chi sta alla tatina! Quanti sacrilegio se ti cita così? E allora sono un po' fuori, perché sono un santo un diavolo può pescare questi granzotti legnati. Ma perché? Uomo certo non era. Ma perché? Come fate a dirlo così? Oh, era alto quanto una montagna. E poi nero, a così nero più nero dell'oscuro della notte. E come salutava. E c'aveva un bastone che pareva un banario, magari. No, a chi sto mi passa a voi? Fu la paura che mi fece venire così. Io lo conosco. Lo conosci? Eh sì, qualche volta ogni tanto viene qua a casa. Ma dicetemi una cosa, ma vero è che va a trovare un stendicchiato in terra? Che va a trovare da senza manco poter parlare? Quando pigliai la prima legnata, mi raccomandai a Cristo, perché sono mosso. Ma capite, che vi feci? Oh, capite che beneficio. Hai un braccio rotto, la gamma giunga e la testa che non va sentire. Però, ci avete vostra morte, il surrotto, siete troppo delicato. Troppo delicato. Se fossi a questo picchietto, ma magari una sola di tutti i lignati che pigliai io. A stura ci avessimo fatto un funerale. Da così è fatto, da così. Quando perde la pazienza comincia a spartere la bastonata a morbigne. Ma quando invece non ne ha arrangiato, è una pasta remera. Ma poi, se può sapere. Che per dire il surrocco è uno che sa tutto e tutto. Come se avesse la ricca alla porta di ogni casa. Ma uomo vero ma dico in carne e ossa. Che saccio, certe volte magari a mia mi pare spirito. Ieri sera, per esempio, appena voi veniste, sentivo tu pure la porta. E chi era Iddu? Iddu. Bene così, tutto lo vede passare. Ma voi è un contrasto? Ma io non ho visto a nudo un contrario. Ma mi dicesse una cosa, ma non io che fotturi che possiamo stambigliare tutte queste cose per cui mi chiede Iddu? No, quale tu? Tu adesso padre la notte, una masseria di mazzia, potete demandare. Ah, già. E poi è vero, tu meschino, non è che ci potevi venire da forza.
E come salutava! Pareva un gigante di Messina! Io lo saggio, così è fatto, quando perde la pazienza pare una specie di orangotango. E la sera, per esempio, trasiva e dissi: uè, un surrocco stampaglia! Aveva un bel sotto che c'aveva a parlare di certi cosuzzi. Ah, così ci disse? Sì, così. E precisamente dissi: Saccio, che se vuole pigliare a Lucetta, a picchia la mia madre. Ma chi su fosse niente? Saccio magari che ci rubava i piccoli zondoni. Ma chi su fosse niente? Ma Saccio magari che poi vuole portare a Bossia, che sapete che foste voi e tu, e non potete parlare, e per l'ultima cosa non si può perdonare, certo, Ido, perché questo è il segnale certo che è amico dello demonio, e per questo regno io, dici, Ido, sempre, e per l'ultima cosa ce le posso provare tutte in una volta. La prima volta, tante bastonate e cerugno, dici? Sempre tu. Fino a quando non ci passa la voglia di maledare se con Lucetta e ci torna ai piccoli zondoni. Per prima, un lingue di bastonate, dici? La seconda, un vaso per morto. La terza, Ma finalmente si può sapere questo malandrino! e a pensarci buono, un surrocco, un po' di malandrino, un po' netto c'è. Ci piace! Ci piace ogni tanto pescare bastonate e a mettersi contro le briganti che fu dentro il paese, ma sempre più bene! Come? Ma allora vuol dire che fu Ido che stava allineato a Paolo Lorbo! E questo non si può sapere mai a fu! Ido! E tanto Lazzariao che Lorbo se ne abbacchirono il paese e tornava a pace dalla parrocchia. E Lorbo era potente, Carusi! Più potente di voi! Ce ne fossero bastonate! Un primo colpo casca in terra! Ma perché giù montavo? Tutto! E dissi che mi aspettava arrivare alla croce. Lo stesso posto preciso dove ce lo bastano i piccoli zondoni. Vero è? Vero è? Che avevo cominciato a furiare torno fino a quando non esce stavo potente. Vero? Che prima mi resta un colpo in tuo braccio per farlo cascare. Pure giù, davvero, magari questo è! E appena fosse così, cominciava a spartire bastonate. Piglia, bastonate! Ma voleva più altro a questo mio, volevo solo Leo! Qualcuno sa perché dici, mi sa daure un voto senza diriminenti! Ma veniva detto tanti Non mi dite prima! manco te bene sperarmi! Sì, ma veniva detto tanti prima! Ah mia, ogni quando! Dai, davanti alla statua di San Francesco! Ma che state dicendo? Ah mia, mi parrò! Sì, mi parlò con la bocca mia, e tu voce che parlava io! E io parlai! Ossia, non mi posso stare in retta! Ma poi ieri questo grandissimo marangino schifioso, lei me l'ha detto! Lasciate stare sul rocco, ascoltate a mia, che avete detto sempre tante cose e sempre più bene. Lasciatelo stare, lasciatelo perdere, non ci pensate più a Lucetta, maritatevi cagnavate, che in fondo non è niente cattiva, e avete tanti anni che sta con voi. E tornateci le piccole non sono dopo, che ci servono per meritare a suo figlio.
Io non si scanda, anzi, mi passava una cosa, mi disse... La dici Luzzondoni! E ci decidi che se ne facesse uno più lungo, ma questo non serve. Ma così ci resti? Ah, volevo dire, a te lupo diventare un babbo, perché a lupo diventare niente, ma anzi, la te bello su potete, ora ne insegnare io, cioè pensare io ai, e ora passiamo a dire qui è, un niente un ciò. Non posso dire. E che fa ora proteggete magari i briganti e i delinquenti ora? Non faccio i giudici mi porti, mi faccio dire quanti i giudici. Assolutamente no. E che non posso dire. Che se dico quei due onestà, e dire magari quei che ci fecero prima a Salvatore e poi il Sondone. Ma che c'entro? Io vi parrai in confessione. E in confessione proprio io. Calmatevi, Sondone. Sul Rocco, ma da scusare. E lasciate stare, scusate a mia qualche volta. Io vi lascio sempre buoni consigli. Maritatevi, cugnamare, lasciate stare a Lucietta, tornateci i soldi, a lunga chisto, non vi lascia per corto. Ma questo calateo ci va? La incontrare a Guido, la segnare io stavolta e passiamo a dire un caucciò. E anzi, e domani, tu che vuole che io lascio a Lucietta, domani faccio più pubblicazioni. E che vuole che io ci torni sotto il Sondone? No, piuttosto i picchio, i sciango e i tammo dall'acqua. Piuttosto che trovare lei, ma tu pezzo di morto da fame, possiamo capire buono, vero Don Vincenzo? Peccato, peccato. Ti avevano schierito tanto belle le idee prima. E ora mi devi dare una giovata neuro, spatti più neuro di prima. Io, vai per tu. Che volete camericcio? Che Dio la mano è buona. Dio. Affare messo, affare me Don Vincenzo, facciamo le mani. Dai. Che Dio vi benedica. Che vi condavo? Niente. Cascavo. Sì, cascavo. Picchiamo una surgiata di bastonate, di qualche malancino che ha ferito. Questa è roba, rimane con notte. Predando sono chiamato fuoriana a notte. E poi, quando si tratta di spartire la roba rubata, si sciagliano allignati e accudellati. Almeno ci avete sempre lezione. Per Dio da un bicchiere pelo. Ma no, Vizio. Sì, che tu prima perdonare ma cara da nuovo Vizio. Ah, questo non si può mai dire. Per esempio, San Francesco picchia un lupo e ne fece un cristiano. Le vie del Signore sono infinite. Sì, gamba, cavallo, una leva cresce. Che voleva? Ma a dire la verità non l'hai caputo buono manco io. No, guarda, che non volete dire. Ma che parlo in confessione? Sì, in confessione. E il portiere non ce l'ha dare la soluzione. Mai! Questo non è degno di costarsi all'altare di Dio. Ricordati che lo signor Uzzo perdonava che non l'ha giù. O lancione, ma non solo questa macchina. Lasciatelo usare un suo troppo. E anzi, ma pittimi tanticchie mani che la mortadella, che sera a mangiare un pezzotto di pane e tanticchie formaggio. E ora c'è una fame che stiamo morendo. Don Vincenzo! Don Vincenzo, correte! Correte che si stanno ammazzando! Ma che fu? Fu? Don Vincenzo, non correte! Ma perché corri? Ma perché Santa Carusa? Perché? Che fu? Questa mangia intrappolata! Oh, ma che vuoi? I piccini mi vengono appesati! Ora Zurrocco, sei buttato! Oh Zurrocco, c'è un potendo! Ma c'è mai, ma non dice? Ma tu, casi, Che perché vostri non mi vuoi?
Ma non ti stavo ammazzando un consorro? Ma io! Io a te aggiungo una tumulata che la ricordo fino a quando cambi. Ma io non visti che si incontrano pensata! Ah, sì! A incontriamo, ma guardò dritto nell'occhio, per provocare, ma io feci finta di non ferirlo. A proprio, chi è capo che è tutto un basciato? Cascao. Sì, cascavo, State muto e va picchino che diccare mortadella. E passiamo nei piccioli. Nannaio, là per me solo. Allora aspetta passa solo. Come c'è? Non te ne fai. A proposito di me solo. Non è? sta venendo come paci? Io venne a capo che volevo sapere. Stava trovando i piccioli. No, ancora ne ha trovato No, niente. piccioli, non ci pensiamo più. No, lascia fare a Dio. Stiamo fare io, che volevamo fare? Vedremo ora e posso finalmente fare sta barba. Lo sai che perisco? Io la barba non me ne faccio, perché se picchio un'altra volta sul pulsetto delle mani, succede qualche altra cosa. Niente, oggi niente barba. Ma che successe a Massaria ieri? Spieghi. Che non so solo. Aveva venuto di fare Salastarazzi. Ah! Che l'ha fatto? Aveva fatto fare un salazzo. A cui? A mezzia! Ah no? Allora è mia. Aspetta, faccio per avere ufficio. Oh, Sabrina annunzia. Ammucciatemi che mi ammazza! Ma perché lei non ci fanno solo la salsina? E che allora non mi credi? A casa come mi dice lei? Che nottata, che passa, mi sento stanca. Ma perché? Senti, Che fu? Che successi? Mi era bulusando, ci fu, meno male che arrivai a tempo. Ma ci faceste cosa a zia? Ah zia, povera vicenzina, era mezza volta, l'hanno steso sopra il letto, non parlava più. Ma tu avresti con l'occhio d'oro? E come non l'ha vista, me la faccio a colori colingiani, non ce la dava più. Ma prima o dopo salasso? Arre, ma che fa scimonista? Tutti tipo che ci viene un corpo. Sangue? No, un complimento, cavaliere, anzi se lo ritardava trovava mezza morta. Cioè, ma tu avresti un po'... Spiegami un po'! Tutti dicono, ma quando arrivai giù già ci aveva venuto un corpo. Anzi, incontrai a Paolo un massaro che vedeva a chiamare. Tu non ci stai avendo più niente! Ma allora, era malato per davvero! E non l'avevi visto tu prima? L'avevo visto io prima! Anzi, mestina, quando mi viste mi disse, Nunzia, ma domani un angelo del Signore. E io ci disse che tu mi avevi detto che Ida era grave. E da che dissi? E disse, sparrava, non se ne andava, manco che t'aveva visto. E mi disse, ma forse ci disse, sembra di scopririto che io era grave. A così, Nunzia, che sto me la notte davvero, fu! Bene, a cazzo, e domani sono cosuzzi, non provo sale e una cassatella. Si mangiano! Sì, si mangiano, vedi, hai fame. Ma io la sera tu mangiassi tutto, caggio, vero? Tutto! Io che hai, lupa! Sto fingendo un mazzone! Non faccio, sto fingendo un mazzone! Sondoni! Niente! Non hai trovato niente! Che meschini mia come fa a ammazzare? Sondoni, ma che fu? Ma voi non sapete niente, che non sapete! Mi ammazzano, ma lavare la vita, lo sai! Sì, ma finitela, io sono convinto che ossia, facendo per Mazzaro, che entraste con la iettatura voi stesso. Autoiettatura! Voi sapete che è sta cosa? E non lasciate stare! Ma io, meschini mia, come faccio io stesso? Aspettate, avevo detto! I piccoli hanno a tornare! Magari i nespoli hanno bisogno di tempo! Niente paglia! Sondoni, io non so che fu, ma se voi dice, ma fate vicenzino, facete conto che so della vita in tra sacchezza.
Sì, la sacchetta era giacca rozzo rocco. Oh, sta venendo a Gnamara col zurrocco. Da parte, e pure il Giorgio però, E magari guarda il culo, forza, tu non sai. Senti, io sto cose mi porto perché sennò partono! È permesso! La fruzza bella! Dicevo come un bicirito pure. Una rasta, un coppo di legno. Ma no, ma sua rasta si rubì un terra tutta pezzi. Non posso manco respirare. Suona rasta per il coppo di legno, ora usaccio, ora me ne intendo. Buonissimo Zurrocco. Ascoltatemi, hanno un amico dal velassa a fingurto. Chi sta dicendo ossia? E questo amico? Sentiamo che lei sapere magari io che c'è imbato chiasso per fare riducendo come un babbasonazzo. Carissima Gnamara, se sto corpo di legno o sta rasta, come dicevo ossia, anziché picchiare un Zurrocco, sbagliava mira e picchiava a cui io dicessi che era una cosa più meglio. State muta, la parola è mia, era una rasta fa un colpo di legno, e poi io ne è diventato babbo, muta state cosa faccio Don Vincenzo, quindi qua oggi per dirvi che sogno pronto. Bravo Zurrocco, e non ce la da scudo a Gnamara, che poi un po' Margherita sarà contenta. Ma pronta per che cosa, se può sapere? Rocco pisa di parole prima di parlare, Gnamara, ma siete una peste, vi volete stare muta? Pisate il laio, pisate. Don Vincenzo, sogno qua per dirvi che domani ossia a fare le prime pubblicazioni. Come? Sì, capisco un po' buono. Io voglio sposare a Gnamara con tutto il cuore. Poverino, io sapeva che un po' tutto il cuore c'era qualche cattiveria che era dovuta alla situazione di voi con Gnamara. Io sapeva che tutta la vostra mangineria era una vergogna. Io sono stato, io Don Vincenzo, io della nave cuppa. Io ci ho messo da te sotto parecchie parole, di male cose. Ma ora mi confesso, non facciane tutti mi confesso. E non è tutto, Zurrocco. Coraggio ci vuole. Ma San Francesco vi guarda e vi vuole perdonare. Coraggio. Francesco, ce l'hai o coraggio? Puzzondone c'è dire che da sirai. Fu la superbia che mi mise la benda davanti agli occhi. E il diavolo era retto le mie spalle e non capiva più niente. Sul Rocco mi volete perdonare. Sul Rocco mi perdono, mi ammazzaste un ma mi perdono. Ma giorni dice me la vita. Caso un amico che mi aspettava un momento che sono un po' impedito. Vieni a tu, Lucetta, vieni, che mi Finisci! Salve su! Ma che te la dico? Ora ci guardate che tu facci promettisti! Non va su nessuno, però, mettiamo cosa al posto! Vecchio grosso! Tutte cose a posto! Bravo Zurrocco, con la mano! Bellissimo,
Lo so, ma sempre più bene. E tu, babbo, Tori, che t'ha marito, eh? E magari tu, Lucetta, vieni a casa, a me un basone. Ma con la mano, ora, il primo regalo di nozze ve lo voglio fare io. Ma cosuzza di niente, ma si vede lo pensiero. È una cassadetta il primo sale che mi fanno mazzia. Però, non sai. Che poi, che fu che mi chiamaste? Forza che fare? Non ci sono di cosuzze che mi fanno mazzia. Su, chiuso, buono, in dove posto? E vendi tu! Dovete perdonare, non è cattiva, ma è come se sulla mattina. Vincenzo, avete ragione, non c'è solo. Guarda, fatto assai. Andiamo, lavamo di stumpo, Don Vincenzo. Ma se volete restare, non c'è problema. No, ma andiamo alla casa dei cristiani. Andiamo, figlio che andiamo, a possiamo lasciare un bacio. E Bossia finalmente si riposa. Ne vedremo in caso mai più tardi. Baciamo le mani a vostra signoria. O signore ti accompagna. Grazie. Che confusione. Io non faccio vita, mi aiuta a circondare sempre di gente morta di fame. Ragione, la magnaluncia. Avanti, passate a panne, ma tutte le cose che ti mandano la zia. Forza da panne, nunca ci arriva qualcuno. Casi, pulizia, tutte cose. Amore da panne. Eh sì, ora vengo. Prima di fare il rapporto. Allora, nessun morto, un solo ferito, per il resto tutto all'ordine. E allora, signore e signori, presentiamo questa è la figura più importante, San Francesco, Salvo Scarfallotto, che ha permesso per la sua intercessione di evolversi nei fatti in una maniera benevola. Allora, un buoneto, Cristian Dell'Erba, un applauso. Ian Rosa, Lucy Corsaro, Lucetta, Aurora La Rosa, Ian Minza, Maria Leocata, Pietro, Paolo Vinci, Fulocus Stampacchia, Dante Dell'Erba, un signore della mia riserva, un Mazzano, non è? Vai, mi sa. Allora, il mio omonimo, Tori Angelo Russo, Angelo Russo.